Salve a tutti, stasera abbiamo come nostri ospiti Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti Veneto. Buonasera. E Raffaella Zanellato, che è la responsabile azienda sempre di Confedercontribuenti. Buonasera a tutti. Cominciamo stasera a fare una piccola serie di puntate su dei concetti tecnici, delle domande semplici, ma che sono semplici per loro che rispondono, ma non per chi le pone la prima volta. In questi giorni tutti parlano di banche, però tutti parlano anche di crediti inesigibili, di problemi che hanno i presunti debitori, come dice Belluco. Affrontiamo un discorso. Spesso si sente dire, si legge, che i crediti, le due banche venete li hanno affidati alla SGA. Che cos'è la SGA SPA? Allora, la SGA non è altro che una società per azioni a capitale interamente pubblico che ha il compito di recuperare i cosiddetti NPL, ovvero i crediti inesigibili di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che a sua volta ha incaricato altre società come Banca Ifis, Finint, Revalue e altre, per recuperarli, perché naturalmente la struttura organica di questa società non è sufficiente. Cosa vuol dire? Preciso la domanda. SGA acquista i crediti dalle due banche venete e poi cosa fa? Più che acquistare, vengono assegnati i compiti di riscossione. Questo è vero. Praticamente è un'Equitalia delle due banche venete in questo caso. Però la SGA a questo punto utilizza soggetti terzi per recuperare in parte. Certo. Questi soggetti terzi, lei ha fatto dei nomi, acquistano questi crediti oppure anche loro pagano soltanto quando incassano? Beh, da quello che so io, loro hanno solo il compito di incassare. Poi i rapporti che ci sono tra queste due, perché sono due società, cioè quando la SGA vende oppure dà incarico, sono rapporti tra privati. Tanto è vero che io ho chiesto di averne una copia, voglio vedere io cosa qual è l'incarico. Ecco, Raffaella, una domanda proprio specifica più che tecnica. Quando un debitore o presunto tale, che sia un privato cittadino o che sia un'azienda, deve gestire questa richiesta di pagamento, voi cosa gli consigliate di fare? Allora, intanto quando ricevono la telefonata o le lettere dalla SGA e dalle eventuali società che gestiscono per conto della SGA il recupero del credito, chiamano con un tono abbastanza perentorio dicendo c'è questo debito, bisogna pagarlo. Allora, in realtà non è che devono prendere per oro colato l'importo che gli viene richiesto, ma noi consigliamo sempre di far verificare la natura di questo credito. Io personalmente verifico estratti conto, quindi scoperti di conto corrente, mutui, finanziamenti, perché prima di trovare qualunque forma di pagamento, prima di tutto bisogna verificare se effettivamente quel debito è corretto. Quindi nel caso in cui non sia corretto, si farà presente alla società che evidentemente non è a conoscenza della natura di questo credito, che ci sono delle perplessità e quindi insomma c'è anche la possibilità di far valere i propri diritti. Allora, Belluco, torno a lei per questa prima serie di domande. Ecco, la signora prima parlava di accertarsi che i crediti siano veri, quindi siano certi ed esigibili. Quali sono i criteri per verificare se un credito della banca che diventa un debito per il cittadino o per l'azienda è certo ed esigibile? Allora, molto spesso questi crediti sono gonfiati da tutta una serie di illeciti civili e anche penali. Allora, commissioni e spese non dovute o non lecitamente pattuite, giochi di valuta vietati, anatocismo, ovvero capitalizzazione degli interessi sugli interessi, che molto spesso sfociano in superamento del tasso soglia di usura. Quando c'è il superamento del tasso soglia di usura, il contratto diventa illecito, invalido, chiedo scusa, e non è dovuto nulla al di là del capitale prestato. La ringrazio per questa prima serie di risposte abbastanza chiare per quelle che sono il normale, credo che è il normale cittadino. Quindi a brevissimo ci sentiremo per una seconda tornata di domande. Grazie. Grazie. I risparmiatori sciocchi e creduloni?
O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.